Buonasera e benvenuti, questo è l'applauso di Palagourmet Pordenone, siamo arrivati alla finale. Questa sera sono due concorrenti che si sfideranno e dovranno preparare un panino all'insegna della loro storia, un panino creativo. Gli ingredienti li hanno portati loro da casa e insomma anche i giudici sono davvero curiosi di vedere e di assaggiare quei panini che prepareranno. Partiamo dal presidente di giuria che è pronta, non ha mangiato da 2 giorni per la finale, perché insomma i panini della finale sono importanti. Annalisa Sandri. Assolutamente digiuna, buonasera a tutti. E invece, non so se lei è a digiuno, ma non è a digiuno nella sua cucina, lei la ricordiamo, mi fa sempre piacere rivederla in quelle immagini, finalista di Masterchef, Gloria Clama. Vi faccio anche l'applauso, grazie per essere qui. Grazie. Pronta per i panini? Prontissima, anch'io non ho pranzato. Non hai pranzato perché giustamente non sapevi che tipo di panini ti arrivavano. E invece lei non so se è a digiuno. Chiara Marchi, blog Miss Claire, col microfono ci dici se sei a digiuno o meno. Scusatemi, io penso sempre che mi sentano perché grido tantissimo, sono a digiuno, assolutamente sì, dal 2018, dall'ultima volta che ero giudice qui a The West Sandwich, torno a digiuno da quel lì. Insomma, quindi sei informissima. Assolutamente sì. Lui non è a digiuno perché mangia sempre molto volentieri i panini. Gabriele Ballan, bentornato. Buonasera a tutti, confermo non sono a digiuno, per cui sono pronto a gustare. Buonasera a tutti. È stata questa un'edizione all'insegna della riscoperta del territorio e in particolare della valorizzazione dei prodotti del territorio. È stata una bella edizione, questo lo dico io, ma adesso vediamo se ce lo dirà anche Emanuele De Biasio, fondatore di Palagourmet. Buonasera. Grazie, buonasera a tutti. Che edizione è stata per te? Bellissima, però vorrei fare anche io un po' di outing e quindi io invece non sono a digiuno. Lo immaginavo. Scherzi a parte, è stata un'edizione bellissima e io credo che ogni anno sia sempre più alto il livello delle preparazioni. La passione e proprio lo studio degli ingredienti che i nostri concorrenti praticamente ogni puntata si superano. E se devo pensare alla prima puntata del 2017 ad oggi, dico che veramente non c'è paragone. Abbiamo raggiunto dei livelli importanti e questo secondo me anche metterà certamente a dura prova la giuria, perché fondamentalmente le preparazioni che vengono presentate sono sempre veramente più complicate e con gusti, con sapori veramente diversi. È stata un'edizione importante questa per i record, anche perché abbiamo degli ascolti veramente molto alti, veramente vuol dire che stiamo facendo un buon lavoro e moltissimi dei concorrenti ci dicono molto contenti che stanno ovviamente ricevendo un sacco di successo da questo, quindi panini richiesti e quindi anche il loro studio fondamentalmente è stato messo a frutto, che è la cosa un po' che noi vogliamo fare qui al Palagourmet, il centro esperienziale del gusto voluto per fare in modo che si possano confrontare le persone, si possano confrontare gli addetti al lavoro e quindi da questo punto di vista avere idee, avere cose nuove costantemente è un nostro obiettivo, uno dei nostri obiettivi e quindi secondo me basta parlare e lasciamo la voce ovviamente a chi i piatti li prepara per davvero e quindi grazie di aver partecipato a tutti, grazie alla giuria
in particolare Annalisa, che sei ovviamente la persona che ormai è il testimone da edizione a edizione, e Gabriele, che ormai è la certezza, e quindi da questo punto di vista, e ovviamente alle due ospiti di oggi che sono molto importanti, e quindi vi ringrazio tanto di aver accettato questo invito. Quindi buona visione e buon appetito. Assolutamente. Grazie. E noi ringraziamo Emanuele Del Biasio e Palla Gourmet Pordenone. Siamo pronti per vedere il coaching e quindi vedere anche i due finalisti come si sono preparati alla gara. Buongiorno, bentornati, bentrovati, siete arrivati alla finale, avete superato le eliminatorie, avete superato i quarti di finale, avete superato la semifinale e adesso vi giocate il tutto per tutto. Siete pronti? Voglio farvi una domanda, perché oggi giustamente ci sarà un vincitore, ma che cos'è che farete dalla settimana prossima? Vi voglio dare un consiglio. Oggi sarete sotto i riflettori, nelle prossime settimane sarete sotto i riflettori e sta a voi giocare tanto su questa cosa, nel prendere comunque le opportunità al volo. L'altra cosa è non smettete mai di imparare, ragazzi. Mettetevi sempre in discussione, non smettete mai di imparare, perché così diventerete grandi. Ragazzi, arrivati a questo punto, solo una cosa ho da dirvi: vinca il migliore e in bocca al lupo a entrambi. Pronti per vedere i finalisti all'opera, ma prima conosciamo il primo concorrente. Ciao, sono Matteo Bianchin, Bloom di Treviso, siamo qui in finale. Mi aspetto grandi cose sia dai miei piatti sia da quelli del mio avversario Andrea. Grande emozione, speriamo di divertirci e che vinca il migliore. L'applauso va al primo finalista, Matteo Bianchin. Vieni Matteo. Buonasera. Bentornato con Grazie. il tuo rendezvous. Rendezvous, come incontro, come appuntamento con il mio background, con questi bellissimi ingredienti. Buon profumo, io sento da un bel po'. Allora, partiamo. 10 minuti di tempo per il tuo panino creativo, pane, radicchio fatto in casa, patè di fegato, cipolla, spinaci, poi mela verde anche, vedo. Mela verde, quindi noi partiamo da un pane a lunga lievitazione con all'interno della farina di riso e del radicchio di Treviso. Questo perché? Questo abbinamento perché richiama il risotto a radicchio. Il risotto a radicchio nelle nostre zone è un piatto di tradizione immancabile durante appunto il periodo invernale. Ed è un panino che deve raccontare la sua storia, quindi parte bene, Annalisa. Certo, anche perché è un panino creativo, nel senso che a differenza delle puntate precedenti dove comunque c'era un ingrediente che veniva indicato e che doveva essere valorizzato, quello che dovranno valorizzare a questo punto è se stessi, cioè dovranno farci assaggiare un panino che li rappresenti, che rappresenti la loro storia. E io sono curiosissima di capire nella storia di Matteo Bianchin come mi entra il pulled frog. Allora, iniziamo col scaldare il pulled frog. Rispondi. Iniziamo appunto col scaldare il pulled frog, un po' di un filo di olio extravergine di oliva, in questo modo lo scaldiamo a fiamma molto alta, a potenza in questo caso molto alta, e iniziamo con la descrizione degli ingredienti. Iniziamo con un patè di fegatini di pollo alla veneziana. Questo perché? Perché mi serviva, volevo abbinare un fegato con le rane, ma il fegato di vitello è troppo forte, è troppo ferroso. Il fegato di pollo è più dolce, più amabile, e ho preferito fare un fegato di pollo alla veneziana per poi renderlo patè. Abbiamo delle mele Granny Smith, quindi verdi, acide, che danno un po' di acidità. Lo spinacino lo prepariamo qui, e poi la ciliegina sulla torta, che è una cipolla rossa caramellata, che dà appunto la dolcezza e il gran sapore a questo panino. Perché la rana? La rana perché
è il primo ingrediente che mio padre all'età di 8 anni mi ha fatto assaggiare come ingrediente strano, ingrediente fuori dal comune, quindi mi chiedevate un piatto, un panino che ricordasse il mio background e ho detto perché no inserire proprio un background di vita, non solo professionale, ecco. Gloria, anche tu un ingrediente che ti ricorda il tuo passato in particolare? Io sono purtroppo e per fortuna innamorata del fieno, quindi non consideriamolo ingrediente, ma nel mio ristorante è un ingrediente, quindi lì ci sono molti ricordi di infanzia, bei ricordi. E quindi ti piace l'idea di Sì, come mi ha piace, descritto lui volevo gli ingredienti? giusto chiedergli la cottura della rana. Certo, sono delle coscette di rana che abbiamo infarinato con della farina di riso e della farina da polenta e abbiamo fritto. Per poi Quindi semplicemente fritte. Fritte, per poi spolparle, renderle pulled, quindi una lavorazione un po' così, e con le ossa abbiamo creato una demi-glace di rana. Bravo. Abbiamo creato questa demi-glace di rana che ci serve appunto come elegante all'interno del pulled stesso. Non ne va troppa, perché comunque pur essendo una demi-glace un po' più leggera della demi-glace di manzo come salsa di carne, però insomma non voglio alterare troppo il gusto delicato della rana. 5 minuti e 56, Gloria, dimmi. Posso chiederti quante ore di preparazione per la demi-glace, visto che il costo del panino è veramente basso? Volevo capire quante ore ha impiegato a livello di preparazione. Un giorno e mezzo tutto. Ok, quindi tu mantieni il costo basso, ma per mantenere hai il una costo grandissima basso bisogna lavorazione lavorare dietro. molto, altrimenti sì, noi abbiamo poi stimato un prezzo per questa demi-glace al litro che sì, con un litro di demi-glace insomma se ne fanno. Vedi, Gloria è attenta anche, giustamente, essendo del settore, anche Abbiamo a questi aggiunto le elementi. mele, come avete visto. Sì, ho Valutiamo il visto. pane. Volevo chiedere anche a Chiara un commento sugli ingredienti, se è una cosa che ti stuzzica, la rana. Sì, allora, rana, devo dire la verità, mi piace molto. E la prima volta che l'assaggiai, invece, l'assaggiai a Udine. A Udine centro c'era una sagra, non mi ricordo, no? Con le rane fritte. E fu la prima volta che assaggiai la rana. Mi piace moltissimo. Sono molto curiosa, io non sono assolutamente una chefona, cioè proprio assolutamente negata in cucina, però sono una che mangia molto in giro e tendenzialmente, non essendo una chefona, per cui non ho assolutamente idea delle basi, assolutamente come la Gloria per me non ho alba, però pranzi, colazioni e cene fuori, per cui diciamo che mangio tanto, un'esperta mangereccia. Iniziamo col montaggio del panino. Vai, monta il panino che intanto Gabriele ti scruta e cerca di capire come sarà assaggiare il panino. Andiamo a utilizzare il patè di fegato come salsa cremosa, quasi come una maionese, no? Quindi a ambo i lati. È un patè, quindi ripeto, leggero di gusto, non è invadente, non è coprente. Il pane è ben tostato, bello caldo, in modo che il patè, anche se viene giustamente mantenuto in frigorifero, a contatto poi con il pane caldo si ammorbidisce, rilascia i giusti grassi che vanno ad irrigare appunto il pane e a renderlo più piacevole. Bello. Gabriele. Matteo, come ti è venuta l'idea della rana? Hai detto sì, un ricordo storico, però secondo te non era troppo un azzardo? Sì, era un azzardo, ma io adoro azzardare, soprattutto in cucina. Questo volevo sentirti dire. L'abbinamento più rischioso è l'abbinamento più bello. È l'abbinamento che dà la curiosità più grande al cliente. Quindi credo sia la marcia giusta per creare un ottimo sandwich, in questo caso un piatto in ristorante. Quindi è un panino che puoi proporre secondo te nel tuo ristorante, nel tuo locale? Sì, è un panino che possiamo proporre, è un panino interessante sicuramente, mi auguro buono, che venga giudicato bene. Ecco, chi l'ha assaggiato? È intanto di 2 minuti e 40, tutto il tuo staff immagino. Hanno assaggiato tutto il mio staff e
la mia compagna a casa. Ah sì, che lei... E cosa ha detto lei? La mia compagna ha detto che ogni ingrediente singolo non lo mangerebbe mai. Però... beh, vedi, Però- interessante anche questo. Sì. Però tutto assieme mi fa, oltre a dirti che è buono, non so come descrivertelo. Quindi, beh, l'importante è che abbia detto che è buono dopo. In quanto tempo hai realizzato l'idea di questo panino? Quanto ci è voluto? Un giorno, 2 giorni, una settimana? Ci pensavi già da un po'? Un paio di giorni che l'abbiamo pensato e poi, vabbè, e poi dovevamo partire subito con le preparazioni perché tra demi-glace, ricerca appunto del prodotto e quant'altro eravamo obbligati a partire. Sì, anche perché la semifinale c'è stata solo una settimana fa, quindi diciamo sono 7 giorni perché da quando loro hanno saputo, cioè hanno superato il turno e hanno saputo che dovevano presentare un panino creativo ispirato alla loro storia. Tanto stai inserendo la cipolla rossa caramellata, Sì. quindi questo è il mettiamo quantitativo. sopra, proprio come dicevo prima, come ciliegina. Sì. Hai ancora 1 minuto e 13, ce la facciamo, no? Perché dobbiamo stare attenti anche alle tempistiche. Ce la facciamo. Giusto, Annalisa? Giustissimo, anche perché, ricordiamolo ancora una volta, il tempo non è denaro ma sono punti, perché ogni 30 secondi in cui oltre il tempo limite sono 5 punti in meno rispetto a quelli che verranno dati dai giudici. Bello pieno questo panino, poi Gloria voglio proprio vederti nell'assaggio, Pieno ma morbido. Pieno ma morbido. Pieno ma morbido. Quindi quando si addenta si riesce ad addentare tutti gli ingredienti assieme, che è importantissimo in questo panino. Bravo anche, no? È stato nei tempi, per Gloria sai cosa vuol dire stare davanti alla telecamera, preparare dei piatti, no, non è è che mica stare nei semplice. tempi, o finisci, almeno da Masterchef, 5, 4, 3, 2, 1, o hai finito sì. comunque, quindi... Guarda, veramente super complimenti proprio per questa cosa qua, perché io da non chefona, riuscire a vedere che qualcuno ha comunque l'attenzione, riesce a parlare, a rispondere, a cucinare, tutto in contemporanea, e già per questo veramente super congratulazioni, bravissimo, e mi sta salivando proprio bene, guarda. E parti già avvantaggiato perché ho una fame, per cui madre diceva sempre la fame è un buon condimento, per cui già partiamo bene. Qua metto un po' di cipolla Sì. caramellata perché, ripeto, ci tengo molto a questo ingrediente, lo utilizziamo molto in locale. Cipolla caramellata ci piace? Mi piace tutto. Finale. Ciao ragazzi, sono Andrea Natali, odio il brodo. Siamo qua, aspetto Matteo, sono felice di essere qua, abbiamo già vinto essendo qua e vediamo cosa aspettarci, vediamo cosa i giudici ci hanno preparato per stupirvi, perché a noi ci hanno già stupito essendo qua, appunto. Vi aspetto. L'abbiamo visto nella clip ed ora lo vedremo all'opera. Andrea Natali, vieni Andrea. Ciao, buonasera a tutti. Bentornato. Buonasera a tutti. Bentornato con il tuo maritozzo Ching Chung Chang. Sì. Ho detto bene? Bravissima. Tipico nome triestino. Ovvio, Mi hanno chiesto un nome, un panino che mi rappresenti e ho fatto del meglio di me stesso. Qua abbiamo i maritozzi. Maritozzo dolci. Fatto in casa, classica ricetta con lievitino e farina di Manitoba. Abbiamo base classica del maritozzo, quindi abbiamo fatto il lievitino 100 e 100, lievitato 1 ora e mezza,
impastato a mano, burro, uova e quant'altro. Poi abbiamo l'anatra marinata. Abbiamo un'anatra marinata, una coscia d'anatra sfilettata e marinata in un misto di sake e salsa di soia per 24 ore, poi fritta. Abbiamo una bieta costa rossa che ho fatto, l'ho candita, quindi ho fatto tutti i passaggi per la canditura. Ho fatto un uovo asciugato e secco in 20 di sale e 10 di zucchero per dargli una grattugiata sopra, e una panna montata fatta una base di ricotta di bufala e una maionese al porro stufato, prima grigliato, stufato e creata la maionese con l'olio di oliva. Sì, una cosa semplice da fare anche a casa praticamente, no? Boh, perché no? Bravo! Vado a tagliare il maritozzo, lo taglio un po' sì. di più perché il panino ha bisogno di un po' più di sostanza interna, ovviamente al posto di un maritozzo. Vai, vai, normale. che Chiara subito ti vuole chiedere una cosa. Sì, immediatamente, visto che sei triestino, spiegami un po' perché ti rappresenta il maritozzo adesso, Andrea. Dimmi perché il maritozzo. Intanto ho voluto trovare un pane che di solito non creo e non faccio, visto che mi piace crearmi e farmi tutto il pane. E sono abituato a usare comunque del pane fatto in casa, prevalentemente dolce come i bun, e mi sono avvicinato al maritozzo perché assomigliava più a quello che mi si rappresenta. E in più, essendo italiano, ero stufo un po' di sentire sempre questi bun americani, queste cose, perché no il maritozzo, che è un panino, è un pane comunque. Ecco qua. E poi che cos'è che ti rappresenta rispetto agli altri ingredienti? L'anatra, c'è la tua storia, dove la troviamo? A me piace cucinare tutto quello che è asiatico, sud-est asiatico, visto il mio passato in cucina e anche all'estero. E ho voluto candire la bieta costa, che è comunque una verdura amara, ma nello stesso tempo, se fai la canditura, diventa dolce e saporita e toglie il gusto e l'amaro forte che c'è. Ho voluto usare l'uovo, che di solito si usa sopra il maritozzo alla fine per grattugiarci la zeste d'arancia, per dargli e volevo completare un maritozzo come se fosse un maritozzo dolce, invece salato. Hai 7 minuti per prepararlo, Sì, però. Infatti trovo molto divertente l'utilizzo della panna che assomiglia al concetto di maritozzo con la panna. Hai fatto la panna. È il maritozzo di Cavana. È il maritozzo di Cavana. E qual è il maritozzo di Cavana? Questo. Ma lui mica sta in Cavana? Non lo so, ma era per dire. Ok. Dice, oddio, ci sono dei maritozzi in Cavana e non ne sono a conoscenza. Molto male. Gloria, ti piace la scelta di questi ingredienti, di questi lavori? Ho notato che tutto prevalente sul dolce, anche la maionese al porro dovrebbe essere sul dolce, la uso al ristorante, ma tu la fai con l'olio d'oliva, io la faccio con l'olio di vinaccioli, così resta più neutra, ed è diciamo uno dei miei ingredienti. Infatti quando ho visto porro pensavo non fosse porro bruciato, invece io lo utilizzo la maionese al porro bruciato, proprio lo brucio. Anche questo è bruciato, sì. Prima è grigliato forte, dopo viene stufato a 90. Però hai utilizzato solo il bianco d'uovo per la maionese? No, anche la bume. Anche il il porro. rosso, sì, Sì. Perché la vedo molto sul chiaro, quindi era un rosso chiaro, non era un rosso scuro. Poi l'assaggerai. No, sono curiosa perché l'anatra andiamo sul dolce, poi che la frittura va a stroncare. L'uovo l'ha fatto marinare, quindi anche lì abbiamo utilizzato zucchero. La maionese tende ad essere abbastanza dolce e poi abbiamo candito anche le coste, quindi molto sul dolce, ho notato. Adesso sono proprio curiosa di assaggiarlo. Anatra e pane sono al forno? Sono in forno, si stanno. E adesso che fai? Ma sfiletto un po' la costa perché comunque è filamentosa e non vorrei che tirando il panino poi si ritrovano tutto in. Usa sempre dei coltellini alla portata. Infatti se vuole può lasciarlo a me. Ti piace? E diciamo che chi lavora in cucina ama i coltelli. Questo è un kamagata, è un coltello specifico da. Sì, lui è sempre. Sì, ma è bello grande. Mi piace giocare.
Diciamo che Andrea, adesso spiffero anche questa, è molto bravo anche a buttare via i coltelli, perché dovete sapere che io e Andrea, adesso tiro questa spifferata, ci conosciamo perché siamo triestini, e lui mi aveva fatto una cena di compleanno a casa anni e anni fa, quando faceva personal si sta chef. arrossendo, attenta a quello che dici. È finita la cena e... La pagherai. Esatto, un coltello non c'era più perché qualcuno ha buttato, ma perché abbiamo finito la cena, dopo cena è rimasto a cena, insieme a tutti gli invitati. Vabbè, dai. Che è andata colore bene hai, allora. Andrea? Per Cosa? cortesia, sei fucsia, rosso? Sì, ma è l'emozione anche della finale un po'. No? Il caldo del Il caldo del forno. Aspetta un attimo Senti, che ma quel prenda un po' pane che hai tagliato lo utilizzerai nell'impiattamento? Che fai? No, era per non buttarlo via, non avevo un deposito adatto. Ah, ok. Pensavo che stessi pensando anche a come impiattarlo. Gabriele, ti piace l'anatra? Sì, poi io osservo sempre con curiosità Andrea perché ogni volta mi stupisce, no? Per cui non do mai nulla per scontato. Anch'io ho fatto lo stesso ragionamento di Gloria, che erano un po' tutti ingredienti dolci, però aspetto perché ogni volta poi lui cambia le carte in Anche tavola. perché lui non l'ha assaggiato, nemmeno questo. Sì, sì. Quindi non sa l'ha nemmeno Lui il non sapore. assaggia Non assaggio mai. Non assaggia. Magari quindi non sa questa nemmeno volta lui può anche aver se è sbagliato, dolce chi o lo sa. salato. Ma tu lo vuoi Vedremo, dolce no? o salato alla fine sto Vedrai, pane? assaggerai anche Non sa tu, nemmeno no? lui, vabbè. Sì, sembra anche un po' troppo sicuro di sé. No, quello no. Vedrai. Una sorpresona. 3 minuti e 25. Vado a preparare con un po' di maionese dentro il porro. Quindi l'ha aperto così il pane. Beh sì, perché il maritozzo normalmente ha un taglio centrale dove si Bello. mette la farcitura a base di panna montata. Invece Andrea ha fatto appunto questo taglio a spicchio in modo da mettere la farcitura che è un po' più della panna montata e adesso ci ha messo la maionese al porro. Racconta la sua storia questo panino secondo te, Annalisa? Allora guarda, anch'io quando ho letto la ricetta sono rimasta stupita dalla scelta del pane. Però ci ha spiegato il perché. Sai cosa, Sì, Annalisa? racconta la Più sua che la sua storia. storia, forse la sua personalità. Sì. Racconta tanto di Andrea comunque questo, cioè la marinatura dell'uovo e quindi questo voler sempre mettere un ingrediente che ci porta in Oriente. L'anatra come è stata fatta, perché comunque la marinata prima nella soia, nel sakè e poi vabbè, la fritta, e questo è per rendere senz'altro il panino più goloso. E se ci pensi anche ai colori che sta utilizzando, no? Il rosso della bieta, l'arancio sgargiante del tuorlo, veramente molto Andrea. Quindi c'è Ho di lui nel utilizzato panino. molte tecniche, cioè, ci sono tante tecniche, c'è un gran lavoro dietro. Sono curiosa di assaggiarlo perché essendo tanto sul dolce la mia paura è Che quella. sia troppo dolce. Sì. Bisognerà capire il pane, il maritozzo, quanto ha di dolcezza, di brioche, no? Di lievitato. Gloria, che cosa preferiresti? Che fosse più nel dolce o nel salato questo panino? No, io vorrei sentire anche una parte di salato. Basterebbe Vorresti? 2 granellini di sale. Com'è che dicevano a Masterchef? Ci hai messo il sale? Ci hai messo il sale tu? Ci ho messo tutto, vedrai. Ok. Allora assaggiamo sto maritozzo. Sembra che gli fai i denti adesso sto Me ne panino. fai anche 5-6 in caso da portare a casa. Comunque sappiate che mi trema la mano, No, non posso credere. Io so perché c'è qualcuno che ti fa emozionare qua, C'è no? mio figlio, Mi c'è mio ricordi? figlio. C'è che- il Filippo, piccolo è che tutta più colpa grande di te. Filippo Che lì. si chiama? Filippo. Ciao Filippo. Fai il tifo per papà. No, allora io devo dire, forse parto avvantaggiata 55 per il concetto secondi. che effettivamente conosco Andrea, ci conosciamo da quando avevamo 14 anni, da una vita, per cui effettivamente guardando il panino posso dire effettivamente che lo rappresenta molto, lo identifica tantissimo perché è una persona molto creativa, che azzarda, che gli piace cambiare, che sicuramente l'anatra la vedo proprio 34 lui, è secondi. suo, esatto, su quello assolutamente sì. Ed è una persona che comunque si butta, azzarda appunto e unisce diversi aspetti a livello un po' internazionale, magari di cucina. Sulle preparazioni non ho la conoscenza, non ho la competenza, non lo so, però su questo aspetto qui Plastico, sì. no, lo conosco.
Sì, devo Ecco dire la il verità tocco che è finale. molto creativo, ha fatto tante cose diverse nel suo percorso lavorativo e a livello Tempo di scaduto. cucina è proprio bravo. Attenzione. Vai, porta, porta. Eccoci qua, i nostri giudici hanno assaggiato i vostri 2 panini creativi. E allora, a questo punto diamo una valutazione, giusto Annalisa? Certo, a questo punto della gara vediamo come si sono comportati in questa prima manche. Hanno entrambi proposto un panino creativo e un panino che doveva riprodurre la loro storia, spiegarci chi sono. Da chi parto? Beh, direi che partiamo da me seguendo l'ordine di gara. E io ho assaggiato ovviamente entrambi i panini, ci mancherebbe altro. E devo dire che a me nel panino di Matteo le rane sono arrivate poco o sono arrivate tardi. Era un panino squilibrato, ci avevi messo, nel mio almeno, un po' troppa cipolla, il che lo rendeva estremamente dolce e, se vogliamo, anche un po' stucchevole. Un panino quindi che io riproporrei rivisitando magari il dosaggio degli ingredienti. Questo è il parere di Annalisa sul panino di Matteo. Sentiamo Gloria, sempre sul panino di Matteo. Sono molto d'accordo con Annalisa. Io mi sono permessa di alzare poi il panino per vedere come era assemblato dentro e avevo le rane tutte da una parte e la cipolla dall'altra. Il mio morso è stato praticamente cipolla. Ottima la cipolla, buonissima, cioè niente da dire, ma non era messo bene, non era bilanciato bene. Anch'io lo cambierei, modificherei, metterei un po' meno cipolla. Le rane non le ho sentite purtroppo, mi mancava quello scrunch di croccantezza, di qualcosina di... Chiara? Vedi, io invece il crunch l'ho trovato, Ne ho trovati notato. ben 4-5 pezzettini di crunch delle ossicine delle rane. Erano proprio croccanti. Ho notato, ma almeno hai assaggiato la rana. Sì, ho assaggiato, la rana c'era, le ossa c'erano e anche la rana, però effettivamente condivido con te sul concetto della distribuzione dell'ingrediente al suo interno. Tu hai sentito tanta cipolla, io invece ho sentito tanto patè. Che io non ho sentito. Che non hai sentito, vedi, ognuno sente qualcosa. Tu cosa hai sentito invece, Gabriele? Io ho sentito un errore comune fra entrambi. Voi avete veramente passato molto tempo nella preparazione dei vostri e nelle lavorazioni, ma avete, secondo me, posto poca attenzione nell'ultima lavorazione, l'intensità di gusti, l'equilibrio di gusti e il posizionamento degli ingredienti. Entrambi, secondo il mio punto di vista, avete fatto lo stesso errore. C'è un lavoro madornale dietro e questo vi fa onore, ma la parte finale, l'ultimo sprint, è quello che dal mio punto di vista entrambi vi ha un po' penalizzato, non valorizzando il vero lavoro. Questo in sostanza. Questo è il giudizio sul panino di Matteo. Andrea Sì. invece? Il panino di Andrea, e quindi mi ricollego a quello che ha appena detto Gabriele, aveva più o meno lo stesso difetto, cioè era un maritozzo, ok? Nel maritozzo, quello tradizionale, quando lo si va a mangiare, si mangia tanto pane, no? Tanto maritozzo. Qui ce n'era veramente tantissimo e tutti gli ingredienti ottimi, così come gli ingredienti presi
da soli, erano ottimi anche quelli di Matteo, perché in effetti la cipolla era buonissima. Ho assaggiato un pezzettino, una coscettina di pulled frog ed era ottimo, ma nell'insieme del panino, anche nel panino di Andrea, gli ingredienti si perdevano. Adesso magari sarà Gloria a dirti tecnicamente che cosa poteva essere fatto. Io ti posso dire che l'intensità aromatica e anche la qualità aromatica in questo panino erano appiattite. Gloria. Allora, hai fatto una maionese eccezionale. Persa. Cioè, sì. Ho preso il panino, l'ho aperto, ho tolto la maionese per assaggiare e capire se l'avevi fatta buona. Ottima, ma lì era la parte dove potevi dare la sapidità. Okay. Con quella lì potevi dargli la sapidità. Avrei dovuto forse spalmarlo Col microfono, col microfono. Avrei forse dovuto spalmarla sulla base del panino, non metterli solo sul fondo, no? Al posto della panna, volendo, potevi metterci la maionese, era chiara lo stesso, ci stava. O 2 granelli di sale nella panna. Okay. Oppure anche un po' più montata la panna, perché il maritozzo ha sta bella panna. Più che altro era ricotta di bufala e panna. Ok, quindi non riuscivi, volendo potevi farla al sifone, ti dava... Eccolo. Poi, certo. Col senno di poi, vai a vedere tante cose certo. per migliorare. Ottima l'anatra, buonissima, poca. Se tu facevi il taglio e andavi a svuotare un po' il dentro, riuscivi a riempirlo. Cioè mangi metà panino pieno e metà solo pane. Purtroppo pane ottimo, buonissimo. Anche lì andiamo un po' troppo sul dolce, ma con 2 granelli di sale e un po' di maionese in più era un panino vincente. Grazie. Chiara, Miss Claire. Diciamo che hai detto ciò che dovevo dire io, brava, grazie, mi hai rubato la parola. Dopo il prossimo giro puoi ripetere. No, effettivamente. Allora, mi è piaciuta tantissimo l'idea del maritozzo e della proprio ripresa, per cui hai chiuso perfettamente con la panna e dava l'impressione di essere veramente un maritozzolone. Però era poco gordo, cioè gordo proprio ciccione, hai presente quando ti manca... Il panozzo proprio. Esatto, allora di gusto mio non mi piace quando mangi il panino, dai un a denti e ti cade tutto, ti sbrodoli in una smaialata. Troppo esagerato. Esatto, troppo non va bene. Però era un po' secco, cioè percepivi molto il pane, però mi mancava un po', sai, l'anatra, come dice lei, non si sentiva proprio un po' più ciccione, no? Così, un po' più azzardato. Però, panini ciccioni vogliono ste donne, Gabriele? Certo, non solo i panini. No, ma non troppo. Troppo poi ti sbrodola tutto. Ma infatti ho detto, non troppo. L'equilibrio, no? Sì, deve essere equilibrato. È mancato l'equilibrio, Gabriele, anche in questo panino, secondo te? Sì, come ho detto, hai detto prima. come prima. Secondo me l'errore è comune in entrambi, per cui io direi 1-1 palla al centro. E adesso ce la giochiamo fino in fondo. Ok. Allora, un commento anche su Matteo, Matteo, volevi aggiungere qualcosa o sei... No, sicuramente seguirò i consigli dei giudici e sicuramente lo rifarò, cercherò di migliorarmi e lo proporremo in locale. Assolutamente. Allora, adesso che succederà, Annalisa? Adesso c'è una monetina. C'è una monetina. La monetina, scegliete, testa o croce, Alexis la lancia e vada come vada. Testa o croce? Scegliete e poi vi spiegherò la vostra mystery box. Chi vince la monetina ha vinto. Io testa. La lancio? Vai. Annalisa? Ebbene, sono i 50, quindi vuol dire croce. Inizia Andrea. Allora, vi spiego velocemente in che cosa consisterà la mystery box. Entra Sara e farei un applauso a Sara, perché senza di lei questa trasmissione non si potrebbe fare. Eccole qua. Spieghiamo che cosa succede. Noi vi abbiamo chiesto la scorsa settimana di preparare i doppi ingredienti, perché adesso, signori, ve li scambiate. Vi scambiate gli ingredienti, quindi Andrea inizierà giocando con gli ingredienti che ha utilizzato Matteo. Matteo dopo parteciperà utilizzando gli ingredienti di Andrea. Ma
potete, c'è un'ulteriore variante, ossia c'è un ingrediente che Matteo, tra gli ingredienti di Andrea, potrà lasciargli. Quindi adesso io ti faccio rivedere quelli che sono gli ingredienti che ha utilizzato Andrea e tu sceglierai uno dei suoi ingredienti da lasciargli insieme ai tuoi, ok? E viceversa. Quindi aprono loro i misteri? Quelli che volete. Ok. Non deve venire lo stesso panino, Lascio appunto la ricotta. Buon lavoro. Grazie Matteo. Inizia la sfida per Andrea Natali perché con gli ingredienti del panino di Matteo dovrà stupire i giudici con un nuovo panino. Partiamo, allora hai 20 minuti a disposizione, Andrea, vai subito perché hai già preparato i tuoi ingredienti che non sono tuoi ma sono quelli di Matteo. Partiamo dal pane che io trovo bello e buono, per me non l'ho assaggiato ma lo vedo che è un bel pane e quindi già lui lo taglia in maniera tutta sua. Il pane radicchio fatto in casa, che cosa fai? Ma mi sto vedendo di farmi un lobster frog. No! Perché no? Ma così, perché c'è, vedi, la bellezza del utilizzare ingredienti che non si conoscono è che la fantasia ha la meglio, cioè deve fare un panino utilizzando gli ingredienti che ha utilizzato prima Matteo, ma deve fare chiaramente un panino diverso. Certo. E fare un panino diverso con gli stessi ingredienti non è proprio... non è facile. Quindi ci vuole fantasia. E lui di fantasia ne ha. Intanto Matteo scruta come sta utilizzando gli ingredienti Andrea e lui mette il pane in padella con un po' di olio. Un po' d'olio perché... Poi ci dirai anche che nome vorrei dare alla fine della Ma preparazione. ve l'ho già detto, no? Cioè? Lobster frog. Ah, questo è già dato il titolo. Gloria, ti piace questa già partenza? Sì, mi piace perché ne avevamo parlato prima sul tuo panino di un taglio diverso e hai fatto il taglio diverso. Quindi vi ascolta? Senza ascoltarti ci ascolta. Quindi lo spinaccino Quindi invece... facciamo un'insalata di spinaci. Che andiamo a condire con del sale, pepe. Siamo tutti in attesa di capire come verrà preparato. L'insalatina poi dove la come la preparerai? Prego? Dove la metterai? Sarà da base o lo inserirai nel panino? Come Metterò una base in fondo, sì. Ok. Il limone tu invece utilizzi solo la buccia? Sì, o no? prendo un coltello. Vai. Perché il coltello non è il suo sul giro. No, perché l'ho dimenticato in cucina. Ah, va bene. E quindi ti devi adattare. Adesso li sta affilando lui. Vai. Mi manca il coltello. Gloria, quando succedono queste cose in cucina? Gli manca il suo coltello. Hai visto? Vedi? Ma Perché ci si va arrangiamo, vedi? È importante allora avere anche Però il si muove coltello. bene il ragazzo. Sì. Facciamo Bravo. Ma visto che io non so che locali avete, mi parlate un po' del vostro locale? Ma io ho un locale dove di base facciamo pollo, facciamo di base solo sandwich, facciamo in una giornata speciale facciamo ramen, zuppe, si chiama Odio e Brodo. Ho assaggiato prima, mancava secondo me un po' di sale, un po' di pepe. Secondo il tuo gusto? Sì, Ok. Le mele le utilizzi o no? le utilizzo, sì, sì. Sì. Anche quelle listerelle dentro le... Ok. Hai ancora 14 minuti, ma insomma Ma penso che ce la puoi faremo. tranquillamente anche chiudere prima, se riesci. E intanto, Gabriele, questa scelta rispetto al panino che aveva portato Matteo? Questa è creatività pura.
Per cui la cosa bella è in queste condizioni, in queste situazioni, vedere le persone come reagiscono in maniera diversa e come nell'assemblaggio e poi in questi momenti vengono fuori anche le conoscenze, no? Oltre che la creatività. Ed è il valore aggiunto che fa la differenza fra un cuoco, uno chef a tutti gli effetti. Per cui si è sempre affascinati, perché secondo me è come vedere un pittore che fa un quadro. Dal mio punto di vista la cucina ha lo stesso punto di creatività, oltre alla conoscenza tecnica, che non è da poco. Quindi in questa valutazione voi, oltre naturalmente a assaggiare il panino e capire com'è, anche la creatività avrà un suo punteggio. Assolutamente. Sì, vedere il risultato diverso con l'interpretazione della persona ci fa capire effettivamente anche lo spessore delle persone da un punto di vista tecnico, ecco, e non. Secondo me questa è una prova azzeccata, cioè capiamo come uno si muove con una cosa che non conosce. Infatti, anche perché non sono ingredienti puri, cioè a differenza della mystery box dell'anno scorso, laddove avevano il prosciutto crudo piuttosto che la mozzarella, piuttosto che il pomodoro, qui hanno dei preparati e pertanto utilizzare un ingrediente che è stato composto da un altro, come ad esempio la cipolla caramellata, no? O il patè di fegato, ti fa capire quanto uno comunque padroneggi e quanta fantasia alle volte ci voglia, no? Per creare un prodotto valido. Hai inserito la tua ricotta però dove? L'ho inserita dentro l'insalata di rana. L'insalata di rana. Quindi ho fatto un'insalata di rana con la mia ricotta di bufala e ho aggiunto olio, sale e pepe per dargli un po' più di verve. Insalatina che lasciamo marinare leggermente col fondo delle nostre rane, anzi delle sue rane, con la julienne di buccia di limone e spinacino. Andremo a infornare fra un attimo, appena si sono tostati un po', i nostri panini a base di, se non sbaglio, radicchio di Treviso. Li inforneremo un paio di minuti ad alta temperatura. Più di 180? Sì, sì. 300? Tanto pagavo gourmet, no? Passiamo il microfono a Matteo proprio per capire anche lui che cosa ne pensa di questa nuova interpretazione del suo panino. Beh, è veramente interessante. È interessante come da un panino creato per essere panino abbia reso un simil bun rettangolare, innanzitutto, come ci sia arrivato a pensare a una cosa del genere, quindi già qui è tanta cosa. E non avrei pensato che lui mescolasse la sua ricotta con le mie rane, però sono molto curioso di assaggiarle. Dopo, Se ne avanza. Se ne avanza, insomma. Se ne avanza. Noi a Masterchef non potevamo assaggiare niente degli altri, solo i nostri, basta. Ah, quindi anche lui lo dovrebbe Andrea, essere. lasciami un cucchiaino in cucina. Bello però vedere anche questa commissione, no? Tra gli ingredienti, scusi? Commissione, tra gli ingredienti dell'uno e gli ingredienti dell'altro e come le cose poi evolvono e creano nuovi panini, nuovi prodotti. Sinergie in bocca. Ma Molto bello. Già 9 complimenti minuti qua. perché già è un altro panino. Cosa? Complimenti perché è già un altro panino, secondo me. Cioè, Sì. Cerchiamo di, Quindi già cerco raggiunto. di stupirmi ogni volta. Beh, cerco di stupire lo scopo voi. in Siamo effetti- qua per questo. Lo comunque. scopo era Lo quello. scopo era quello, Sì, cioè sì. di creare un prodotto diverso utilizzando gli stessi ingredienti. 5 minuti hai di tempo. E vado a chiudere con una... Nel lobster roll classico si mette la coleslaw sotto, no? Io invece vado a mettere questa insalatina fresca di spinaci, buccia di limone e la demi-glace della rana. Va che sono appena tornata da New York e ne ho appena mangiato uno originale top, per cui... Dove l'hai preso? A Brooklyn? O a Sì, Dumbo? no, a Dumbo. A Dumbo, bravissima. Quello vicino al centro commerciale, quello appena rifatto. Vedo che segui bene le stories, sei sul pezzo. E adesso cosa
cosa fai? Adesso componiamo con l'insalata di rane fredda. Ah, vedi, mentre prima Matteo l'aveva scaldata, se non sbaglio. Quindi proprio tutto la... E poi c'è inserito la ricotta lui, quindi li ha passati tutti con la mano. avrà un'altra... Con i guanti li ha passati tutti. Pensavo ci fosse un ossicino. L'ossicino Non della assaggi nemmeno questo, croccantezza. No, adesso taglio un pezzo prima di darlo ai giudici. No. No, guarda, se vuoi 2 pezzettini di pane di là puoi farti un Mezzo, pezzettino no? piccolo. Anche ma scusa, non li assaggi mai tu? Cos'è che sto qua lo vuoi fare? Infatti. ma vedi? Vedi com'è? Vedi? Perché non vai a conosce capirlo. gli ingredienti, dai. Dimmi quando è pronto, così valutiamo anche quanto sei stato a realizzarlo. A questo punto spoilererei un bravo fantasmino, perché il soprannome era il suo soprannome di quando era giovane. Sì, non dire troppe cose, che diventa rosso come Guarda, adesso... la cipolla lì. Fantasmino. Ah, pensavo si chiamasse Fantasmino il panino adesso. No, lui Fantasmino. dice troppe cose, Chiara, di te, Sì, sta attento. Fin paura adesso. E se ci metti ancora un po' di tempo devo uccidere qua a parlare, tirare fuori tutti gli altarini, Uno alla volta. Allora, hai ancora a disposizione 2 minuti e 40, possiamo dire che è terminato però, giusto? Yes. Quindi l'hai realizzato con 18 minuti di tempo. È arrivato il momento di una premiazione che non è legata ai 2 finalisti, possiamo dirlo Annalisa, ma è una premiazione che riguarda il miglior panino Food Photography e ce lo spiega il perché di questa assegnazione Miss Claire. Sono stata incaricata come blogger per premiare la persona che ha fatto questo panino con, diciamo, l'idea era premiare qualcuno che avesse un'acromia del panino, un abbinamento piatto-panino e una proporzione degli elementi. Chi ha deciso è stato il fotografo della manifestazione di The Best Sandwich, ovvero Davide De Piero. No, è inutile che ti nascondi di dietro, che sta facendo delle scenate perché non vuole essere in camera. Io ovviamente devo dare la parola a lui, va bene. Comunque premiamo come migliore Giuseppe, ce l'abbiamo? Delligatti, applauso dal pubblico! Bravo Giuseppe! A favore di telecamera. E bacio accademico. Bravo Giuseppe. Vai, guarda quella, girando. Ed ora ritorniamo in gioco con Matteo che ritorna in sfida, proprio questa è una sfida vera per te, perché dovrai preparare un panino con gli ingredienti del panino di Andrea. Ma prima Andrea ti concede un ingrediente del tuo panino, quale? Col microfono vicino. Eccomi, pensavo di lasciarti il limone. Ok. Va bene? Va bene. Sì. Un po' per aiutarti, un po' per aiutarti, penso. Se sei non bravo. credo, invece però. sì. Sono buono invece. Secondo me se sei bravo tu lo usi bene. Va bene. 20 minuti di tempo per prepararlo. Come lo chiami? Lo chiamo per Andrea. Per Andrea? Come una poesia? Quindi
Dalla famosa canzone per Elisa per Andrea. Molto romantica questa cosa. Va bene, allora partiamo con i 20 minuti di tempo e partiamo con la preparazione. Allora, parto con L'anatra. che andiamo a ridurla. Andiamo leggermente a ridurre, non troppo. Non vorrei tenerla troppo sottile perché l'ho assaggiata, è molto morbida già da fredda. Quindi scaldandola dovrebbe aumentare questa morbidezza. Quindi ci sei già fatto un'idea che l'anatra la scalderai in questo caso? Sì, io la vorrei scaldare. Ok. Leggermente. Ok. Il pane come lo utilizzerai? Tu hai già un'idea? Il pane, sì, lo taglierò, farò un simil club sandwich, quindi lo taglierò a 3 strati, in orizzontale. Ok. Andiamo, perché l'ho sentito dal profumo molto dolce, quindi cercherò di amalgamarlo bene un po' a tutti gli ingredienti. E forse lo inacidifico. Adesso man mano che andiamo avanti vediamo. Ecco, il fatto che Andrea ti abbia concesso il limone può essere stato un qualcosa un ingrediente che può valorizzare altri ingredienti o no? Sì, più che valorizzare può contrastare altri ingredienti. Forse lui te l'ha lasciato anche per quello, sapendo... Sì, io sono quello un po' degli abbinamenti azzardati, no? Quindi c'è questo abbinamento che voglio provare ed è la prima è buona qui, quindi la proviamo, che è appunto con la crema di ricotta di bufala. Rendiamo un po' più fresca questa crema che ho assaggiato, molto buona ma abbastanza basica. Vorrei renderla un po' più fresca. Con il limone? Sì, un pelo più con la buccia. E poi, sì, no, il succo no, perché ho con la paura buccia. che poi vada a dividermela e quindi non va bene. Adesso Qua, tu... a parer mio, gli manca un pelo di acidità, ma appena così. Quindi hai messo La metto aceto. adesso precottura perché col calore del forno l'acidità cattiva, quella che sale al naso, dovrebbe evaporare. Dovrebbe evaporare, quindi mi resta un po' l'acidità meno fastidiosa dell'aceto, ecco. Ok. Annalisa, ti vedo stupita da queste scelte o incuriosita? Mi piace anche in questo caso la creatività e l'inventiva che sta dimostrando Matteo già dal taglio del maritozzo, non un taglio al quale possiamo essere abituati, quindi non un taglio centrale, piuttosto lo fa in 3, in modo da, ce lo divide in 3 strati, in modo da poterlo utilizzare come un club sandwich. Commentavo con Gloria, e poi magari lei saprà essere più tecnica rispetto a me, il fatto che abbia utilizzato l'aceto, cioè una scelta che io so che lui è per i contrasti, per gli abbinamenti azzardati, ma sì, io la vedo come una scelta piuttosto forte. Sì, è piuttosto forte, sì, molto molto forte, ma siamo qui, Vediamo com'è dopo perché... È una scelta forse azzardata, ma ripeto, secondo me aveva bisogno di un qualcosa. È nelle tue corde fare questo tipo di scelte, quindi noi rispettiamo. Sì. E tu cosa ne pensi, Andrea? Sei scioccato? No, scioccato assolutamente, guarda, io proprio di shock ne ho pochi. E forse... No, allora l'anatra sicuramente ha detto che mancava un po' di acidità. Da quella che volevo io. Certo. L'anatra fatta così alla giapponese, l'anatra giapponese che è un classico della cucina nelle fritture veloci giapponesi che vengono usate nella composizione di solito nei nigiri e viene usato il pollo, l'anatra o comunque animali molto leggeri. Io ho usato appunto la soia e il sake per togliere il gusto selvatico dell'anatra. Sì, obiettivo raggiunto. Obiettivo raggiunto. L'acidità
Adesso potrebbe asciugarti l'anatra, ma questo è puramente un tuo panino, non è più mio. Esatto. Come Ognuno adesso ha... come non darti ragione in questo? Ma... Io solo un mio commento. No, beh, ma Certo. hai pienamente ragione secondo me. Ma io la scaldo proprio. Grazie. La scaldo proprio un minutino, tic tac. Tic tac. Tic tac. Giusto che evapori, ripeto, la prima spruzzata che sale al naso dell'aceto. E via. E via. E quindi la tua anatra esce dal forno mentre in pentola stai preparando Gli do una scaldatina alle biete che ho leggermente salato e pepato. Perché sono molto buone, ma non mi servivano così caramellate. Ok. Quindi hai messo un po' d'olio, adesso le metti in pentola e filo poi... d'olio, un po' di sale, un po' di pepe, Sì. niente di che, una virgola. Là. Mentre hai anche la senape di ricotta. Sì. Allora la maionese. Sì, la La maionese. tengo così, La la maionese. utilizzo in un altro modo, ma la tengo così, perché mi dà anche un po' un sentore di affumicato, quindi che era proprio l'ingrediente che mi mancava un po', quindi... E andiamo a rinfrescare un po' la ricotta. Hai ancora 13 minuti a disposizione, Ok. Ma se finisci prima... Sì, che poi sembrano tantissimi, ma poi ho visto anche Andrea. No, infatti sembrano tanti. E beh, c'è una bella e netta differenza tra i 10 minuti che hai a disposizione di solito, con i quali assembli un panino che già conosci, Sì. e ovviamente il tempo che ti diamo perché devi assemblare un panino che non conosci. E quindi volano. Chiara, volevi dire qualcosa? Sì, io ero curiosa perché siccome il Matteo non lo conosco, al di fuori di Andrea, volevo sapere qualcosa invece del locale di Matteo. Certo. Sì, io lavoro in questo locale che è un locale prettamente internazionale, ma noi facciamo i nostri piatti utilizzando dei prodotti autoctoni. Quindi andiamo a valorizzare un po' anche il territorio, però con ricette che incuriosiscono comunque. E tu stai in cucina? Io sto in cucina, sono lo chef di cucina e è un ristorante con una sezione dedicata agli snack e ai sandwich, quindi è anche ristorante. Come si chiama e dov'è? Bloom a Treviso, via San Liberale 10. Se ci raggiungete troverete me in cucina e la nostra fantastica squadra ad accogliervi. Quindi Non sono di Treviso, è in centro? è in centro storico a Treviso, all'interno delle mura. E è un locale dove abbiamo anche un fantastico spazio co-working, più di 110 metri quadri dedicati al lavoro, allo studio, e dopo dove appunto i nostri studenti o chi vuole lavorare di sopra in questo spazio poi scendono, mangiano, fanno la merenda, la colazione, il pranzo. Quindi Da quanto un tempo po'... è aperto? Eccoci qua. Da quanto tempo è aperto, te chiesto, Chiara? È aperto da settembre 2019, quindi anche proprio noi poco prima della pandemia. Però va bene, insomma, come ho già detto in un'altra puntata, qui in un altro coaching, Sì. è arrivata la pandemia e noi a portare il sorriso. Bravo. Va bene, dai. Grazie, scusa, ti lascio adesso la descrizione di quello che stai facendo, che sono Sì, a che curiosa. punto siamo? Ci siamo quasi. Sì. Bravo. Quasi. Allora, abbiamo ben tostato il pane. Perché ben tostato? Secondo me tostando bene il pane le diamo un po' di dolcezza che aveva, perché essendo un maritozzo doveva esserci questa dolcezza. Quindi Mi fa ridere vedere Andrea che guarda il pane con sospetto. vediamo. Aspetta, voglio capire anch'io Sì. come ragiona. Certo. Vuole capire se sta No, facendo è meglio di curioso. lui. Andiamo a mettere questa maionese sul fondo che mi dà quel tocco affumicato, Sì. come dicevo prima.
No, guardando lavorare Matteo sorrido, ma non per capire cosa stai facendo, ma di solito sei abituato a misurarti sempre col tuo braccio, no? Mentre con gli ingredienti che ho preparato io, vedere sì, lui strano, no? mi fa strano, perché ovviamente è lui la stessa cosa lui. Penso che abbia fatto vedendo me facendo il lobster frog. Beh, la bellezza di questa mystery, ma la difficoltà anche di questa mystery è proprio saper utilizzare in maniera sapiente ingredienti, o meglio, prodotti, perché qui sono delle piccole ricette, no? Che non sono le proprie. Che adesso stai mettendo? Adesso sto mettendo la ricotta, la crema di ricotta con limone. Fresca con limone, che va ad irrigare l'anatra. Ecco perché mi serviva un'anatra che potevo rischiarmela di portarla un pelo più asciutta, ma più acidula, perché andava a contrastare appunto con la ricotta. Ma lo strato dopo cosa farai? Lo strato dopo andiamo di verdura. E l'uovo? Dopo andiamo di verdura, no, dopo il coperchio. Non metti l'uovo, quell'uovo lì? L'uovo andiamo a grattugiarlo. Ah sì, quindi quello me lo mantieni. Quindi lo strato dopo, sempre un pelo di maionese, non troppo, meno di prima, giusto per portare avanti questo gusto un po' affumicato. Andiamo di verdura, andiamo più o meno 50-50 con le verdure, perché 50-50? La costa mi sembra un po' più amara della barbabietola rossa, pur essendo magari la stessa pianta, però a seconda... È esattamente la stessa pianta. Però è più bassa la costa, no? È più vicino al terreno. È più vicino al terreno, risulta più amara perché assorbe più sali minerali della terra. Questa invece infatti ha un colore, anche il verde, pur essendo cotta. Terra triestina, quindi adesso solo Andrea con me. Questa l'ho presa in Carso proprio. Ah, in Carso, vedi? Da un mio amico che fa proprio... Matteo è sempre preciso e perfetto nelle sue preparazioni, guarda come sta facendo i panini, tutti con lo stesso metodo, con gli stessi dosaggi. Mancano 7 minuti e 24 secondi. Bene. Ok. Andiamo a grattugiare il tuorlo sulla bieta. Ah, ok. Perché è un tuorlo marinato, bravo Andrea, perfezione. Quindi ha una sapidità interessante questo tuorlo. Ci tenevo all'ovetto della finale. Ha una sapidità quasi simile alla bottarga, mi ha ricordato questo. Quindi va bene, così, mi va bene nella bieta, anche con un'abbondanza generosa. Io ci faccio un'ottima carbonara con quell'uovo. Ah, bravo. Allora verrei a mangiare la mia. Scusate, continuiamo con il nostro Quindi ancora un po' di maionese per chiudere il club sandwich. Per chiudere il nostro club. Il club sandwich per Andrea. Club sandwich per Andrea. Quindi tu l'hai preparato in 14 minuti in realtà, diciamo 14-15 minuti. Sì, non lo taglio, andrebbe tagliato, non ho purtroppo gli stuzzicadenti per tenerlo, mi dispiace. Un po', come diceva il giudice prima, è bello della diretta. Certo. Quindi non lo taglierò, avrei voluto tagliarlo a metà, ma senza lo stecchino poi, vai durante il trasporto, fino al tavolo dei giudici. Lo tagliano loro, non ti preoccupare. Sì. Sono qui per questo anche.
Siamo arrivati alla fine di questa puntata e quindi alla fine di questa edizione The Best Sandwich, dove c'è anche un nuovo premio che è stato assegnato dalla nostra Sara Testa. Sara, voi non la vedete, adesso la vedete inquadrata, ma lei è sempre in cucina a gestire tutti i cuochi e non è un lavoro da poco, anzi, dimmi tu. Infatti, anzi. E infatti, guarda, ci ho pensato, ho osservato molto i partecipanti e avrei deciso di dare il premio all'hamburghetto. Ha tenuto veramente la sua postazione, è stato minuzioso, pulito, quindi merita veramente il premio della pulizia. Quindi il premio della pulizia e dell'organizzazione in cucina all'hamburghetto, certo, che quindi sì, verrà. oggi non sono presenti, ma gli consegneremo il premio. Quindi questo è il premio assegnato da Sara e quindi non a voi due. Tiriamo le orecchie a voi loro due. Un pochino. Sara, immagino. Invece dopo essersi consultati tutti i giudici fuori dallo studio, siamo arrivati alla conclusione, 12 puntate, 24 sfidanti, tutti bravissimi. Io non so che dire, perché secondo me quest'anno l'asticella si è alzata tanto, tutti molto preparati, e quindi un grazie a tutti i partecipanti, a chi è qui oggi, a chi non c'è, a chi ha partecipato, a chi è arrivato fino alla semifinale, perché non dimentichiamo che alla semifinale erano 4 bravissimi. Ebbene, abbiamo un vincitore chiaramente. In questa busta c'è il nome di chi ha vinto e io a conclusione direi comunque un ringraziamento a tutto lo staff del Palagourmet per aver creduto anche quest'anno in questo contest, per aver dato una possibilità a questi chef e ai loro ristoranti di farsi conoscere, di mettersi in gara e di portare veramente dei validi prodotti. Alexis, a te. allora apro la busta per vedere, perché io non so chi ha vinto, e colgo l'occasione per ringraziare Gloria Clama, Miss Claire e Gabriele Ballan, che comunque si sono confrontati con Annalisa. Poi magari sentiremo il loro parere su quest'ultimo vostro giudizio, no? Che ha portato al vincitore. Li vedo tesi, ragazzi. Sì. Vuoi venire nel posto nostro? No, ma se vuoi vengo vicino a te. Ma tu dove vai? Vado. Aspetta, deve fare così gli do anche. Ah, ok. Allora, quindi io mi metto vicino a Sara. Questa è la busta a vincere la 5ª edizione The Best Sandwich dal Palagourmet Pordenone. E Andrea Natali, Ho un ottimo sfidante comunque, grazie a tutti. Matteo, anche a te un commento su questa finale che insomma vi ha messo comunque fino alla fine. Divertimento 100%, dura perché insomma avevo un grande sfidante al mio fianco e complimenti, veramente. A te, grazie. Decisivo. Possiamo dire, Gloria, che decisivo è stato il secondo panino? Il secondo panino è stato proprio decisivo. Hanno lavorato benissimo con gli ingredienti degli altri, cioè hanno lavorato meglio improvvisando che non studiando il panino, cioè molto meglio. Grazie. Un commento anche da Miss Claire e da Gabriele Ballan. Bravissimi, dai, chiudiamola così, bravi e complimenti a tutti e due. Assolutamente sì, complimenti ancora a tutti e quest'anno mi sono divertito tantissimo. E questa è la cosa più importante. Assolutamente. Quindi, bravi. L'applauso va a tutta la giuria, a tutti i concorrenti, ad Andrea Natali che si conferma campione. Complimenti per la seconda volta. Allora devo venire a Trieste a mangiare da te, perché adesso devo venire assolutamente a trovarti. Ringrazio Gian Domenico Ricci e Paolo Bassi qui con me, ringrazio tutto lo staff di Palagourmet, anche chi è dietro le quinte, Elena, insomma davvero tutti, Sara, davvero tutti. Grazie di cuore, ci vediamo alla prossima edizione, e Fabiola anche, grazie mille. Ciao.